È morto l'avvocato Paolo Serrangeli, trovato senza vita nel suo studio in via 31 ottobre a Feltre dai vigili del fuoco, allertati dalla madre che non aveva sue notizie da qualche giorno. Paolo Serrangeli aveva 47 anni e viveva ad Alano di Piave. Uno dei suoi ultimi interventi nell'aula del Tribunale di Belluno a metà dello scorso dicembre in corte d'assise per l'arringa di difesa con il collega Marcello Stellin di Pedro Liver Dominguez, imputato nel processo per l'omicidio di Antonio Costa a Fener. Un caso non ancora concluso. Mercoledì prossimo a Ruolo l'ultima decisiva tappa della vicenda giudiziaria che l'aveva impegnato particolarmente. Estroverso, eccentrico, preparato, lo ricordano i colleghi del foro di Belluno, sconvolti dalla notizia che si è diffusa nella tarda mattinata quando i vigili del fuoco hanno aperto la porta dello studio di Serrangeli e ne hanno rinvenuto la salma. Sconvolti gli amici. Era fantastico, se poteva aiutava tutti, ci sono rimasto davvero molto male, mi ha scioccato. Avevamo un appuntamento ieri e stranamente non rispondeva, che non è cosa da lui, perché ripeto anche alle 2 di notte lui se poteva ti chiamava e ti rispondeva e ci sono rimasto malissimo. Era una persona, non solo un avvocato, lo era di più, era molto umano. Serrangeli si era laureato in giurisprudenza all'Università di Firenze, amava la musica e nel 2022 si era candidato a sindaco di Feltre con la sua lista Fantastilista Anarchica, nata per raccogliere il dissenso. Rivoluzionare il mondo, cambiare la politica, il suo motto, che non gli portò fortuna contro l'attuale sindaca Viviana Fusaro. Stamattina, dopo la macabra scoperta nella centralissima via 31 ottobre, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Feltre per i rilievi e gli accertamenti e anche la sostituta procuratrice Roberta Gallego, che ha disposto un'ispezione esterna.